Buongiorno e bentrovati a Io Compro Siciliano Live degli Ana Chiavetta. Appuntamento di mezzogiorno sempre puntualissimi e attenzione perché oggi ci diamo allo sport, ma non ad uno qualsiasi, a uno di quelli che attualmente tutti quanti vogliono praticare. Già da qualche anno è arrivato in Italia, sono pochissime le persone ormai che non hanno mai preso in mano una racchetta da padel e quest'oggi ne parliamo per un'importantissima partnership che il gruppo di Io Compro Siciliano ha messo in piedi e che questo fine settimana prenderà vita. Intanto presento subito i nostri ospiti con i quali vi racconteremo che cosa accadrà a breve, perché arrivano Alessandro Platania, istruttore fit di tennis e di padel e presidente del Tennis Club Città dei Templi che era Agrigento, e accanto a lui c'è Giuseppe Catalano, giocatore di padel, di tennis ed ex grande giocatore di Serie A di calcio. Ben arrivati. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Allora, partiamo subito dall'appuntamento, perché l'appuntamento è quello ad Agrigento con il torneo internazionale del padel Cupra FIP Tour, FIP Promotion Meridiano presso il Tennis Club Città dei Templi ad Agrigento dal 16 al 20 di giugno, giusto? Esattamente. Io l'ho letto perché avrei fatto confusione. Ci sta. Allora, sì, torneo internazionale che faremo qui ad Agrigento, che si concluderà giorno 20 con la finale maschile e che mette Agrigento, il club e tutta la Sicilia a teatro appunto di un evento molto importante. Qui si parla di padel, ma questa volta lo si fa seriamente, perché si fa presto a dire padel, qui in realtà si parla di agonismo, di padel di un livello molto alto, e con la Sicilia non è stato così scontato avere ancora l'opportunità di vedere questo tipo di padel. Guarda, unisce quello che è un po' il senso del padel, perché abbiamo i più forti giocatori d'Italia che verranno a giocare questo torneo. Avremo anche molti amatori che si sono messi in gioco partecipando a questo torneo e quindi dico sposa perfettamente lo spirito di questo sport. Poi nel dettaglio più tardi, se vuoi, ti dico appunto quelli che sono i valori agonistici e di qualità di giocatori che hanno avuto il piacere di venire qui ad Agrigento. No, prima di tutto voglio capire una cosa, ma Peppe è fra i giocatori del torneo, come è messo? Uno fra i più temuti? Sì, assolutamente. Io in questa città sono uno dei migliori, quindi era normale che partecipassi a questo torneo del tennis Città dei Templi, dove ho iniziato, dove il presidente Alessandro ha portato il padel qui 4 anni fa, quindi da 4 anni che faccio questo sport con buoni risultati. Poi, vista anche l'età, sono il più anziano giocatore del torneo, quindi sicuramente mi daranno pure una targa, una medaglia, quindi sono felicissimo di partecipare. Come diceva lui prima, poi anche l'amicizia che ci lega da oltre 30 anni, quindi lui qui ha fatto una cosa straordinaria, ha portato il padel a livelli grandissimi. Alessandro, ma io ti vorrei chiedere, tu perché 4 anni fa hai scelto di portare il padel ad Agrigento? Perché 4 anni fa sei fra i primissimi in Italia o giù di lì. Allora, ascolta, praticamente io ho avuto la concessione dal comune per un bando al quale ho partecipato e quindi c'era da ristrutturare tutto l'impianto sportivo e in quel momento ho creduto in questo movimento del padel che fino ad allora era operativo e tanto in Italia, da Roma in su. Sì. Pensa che il primo campo da padel che ho fatto qui, in tutta la Sicilia c'erano 3 campi a Catania, 2 a Siracusa e 1 solo a Palermo. Adesso Palermo è esplosa con quantità e numeri che non si contano più ogni giorno. E sono in continuo aggiornamento. Proprio in questa settimana avevo sentito dire di un sacco di altri campi. Esatto. Io ho lottato anche con lo scetticismo dei miei amici tennisti, quelli un po' tradizionalisti che non credevano in questo sport. Stavo dicendo, e quindi ho lottato contro lo scetticismo credendo in questo sport e rischiando, tra virgolette, ma avevo certezza che andava benissimo, come in realtà è avvenuto. Tu nasci dal tennis, allora te lo devo chiedere,
che rapporto hanno il tennis e il padel? Chi arriva dal tennis è facilitato a giocare a padel? Il tennis e il padel sono due sport diversi e quindi i puristi del tennis dicono no, o la racchetta quella all'antica oppure niente. Che rapporto c'è fra questi due sport di racchetta? Allora, sostengo che il tennista che ha fatto tennis per tanti anni e si rivolge al padel sicuramente ha la possibilità di percepire, recepire, far suo il gioco del padel, che comunque è facile come approccio, però come tutti gli sport a livelli più seri e agonistici necessita di contenuti anche di natura tecnica oltre che tattica. Quindi lo sportivo tennista che si avvicina al padel ha questo background diciamo che lo facilita nell'apprendere e nel velocizzare diciamo i risultati. Ovviamente tanti giocatori di padel hanno raggiunto e raggiungono livelli buoni pur non venendo dal tennis, perché comunque anche lì bisogna unire anche le abilità motorie e coordinative con quello che è poi il miglioramento che avviene attraverso gli allenamenti, la formazione con i maestri e quant'altro. Invece vorrei capire anche il rapporto tra il padel e il calcio prima di addentrarci nel torneo di questo fine settimana, perché con tutto il rispetto per Catalano, però in queste settimane hanno fatto notizia da Cassano a Materazzi, poi per non parlare di Esteban Cambiasso, che mi sembra di capire che fra gli ex calciatori è quello più in auge nel mondo del padel. Ma come mai dal calcio al padel? Che sta succedendo? Ma noi che abbiamo fatto calcio, i calciatori hanno una predisposizione per tutti gli sport, questo è un mio modesto parere. Quindi diciamo dal punto di vista tattico, di stare in campo, di avere occhio, abbiamo grandi possibilità rispetto ad altri che iniziano il padel da poco. Aggiungo, lui era un numero 10 di quelli importanti. Quindi vabbè, qua parliamo di Udinese, di Pistoia, parliamo di squadre di un calibro importantissimo. Sì, comunque quei nomi che hai detto sono molto più hanno fatto più la storia di me. Vabbè, perché Cambiasso ha vinto un triplete, tu fai un'altra categoria. Però per quanto riguarda il padel, come tu dicevi, Cambiasso, sì, sarà un livello buono, Totti, Cassano, ma devono venire sempre qui a giocare contro di me per vedere le loro possibilità. Hai ragione. E quindi non hanno ancora incontrato me. Parlare adesso è facilissimo, però a parte gli scherzi, noi abbiamo una predisposizione per gli sport in genere. Perché io non avevo mai preso una padella in mano, una racchetta in mano di padel, però appena l'ho presa il campo per me è come se ci fosse stato da sempre, quindi tecnicamente magari lascia un po' a desiderare, togli il magari, lascia a desiderare però sono efficaci, capito? E quindi ti dico solo una cosa, io e lui in coppia siamo andati domenica a Palermo e in 2 circoli diversi abbiamo battuto tutti e 2 i palermitani, quindi questo è un risultato storico per il tennis di Città dei Templi, quindi però è uno sport che va crescendo e soprattutto anche perché lo praticano molte donne che si accingono a questo sport ed è un piacere vederle giocare. Sì, è uno sport completo comunque. Guarda, non stiamo parlando ovviamente di quello che accadrà all'interno del torneo della tappa di questo fine settimana, però mi dicono che sui campi di padel si stanno consumando anche le peggiori liti marito e moglie. Non so se è vera questa storia. Sì, succede. Tanto è vero che noi cerchiamo di non far giocare mai marito e moglie insieme. È l'unica cosa che si permette a loro di giocare bene e di non litigare. Ecco. Poi io sono il re dei mistini, si chiamano così quando si gioca maschio e donna, squadre e donne maschio. Miste, sì. Io squadre miste, io li faccio tutti, quindi partecipo a tutte queste competizioni, quindi mi piace moltissimo, quindi sono un affezionato di questo sport e continuo ancora avanti perché mi fa sentire giovane, mi tiene in forma. E quindi... Ma lo sei? Come ti fa sentire? Lo sei? Sì, no, però l'età c'è, quindi però faccio questo sport volentieri e riesco a tenere il passo degli altri, dai.
Adesso vi chiedo qualche secondo di tempo perché vogliamo ricordare a tutti quelli che ci seguono il nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com, dove poter trovare il meglio del Made in Sicily, e poi torneremo ancora in diretta con questo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Pochissimi secondi. Dove sei? Vieni qua, vieni qua. Qua erano pochissimi secondi, ve l'avevo detto, giusto il tempo di ricordare a chi ci segue dove poter trovare il meglio del Made in Sicily. Dove poter trovare il meglio del padel, invece già l'abbiamo detto, sarà dal 16 al 20 giugno con il torneo internazionale del padel Cupra FIP Tour e il FIP Promotion Meridiano all'interno del Tennis Club Città dei Templi di Agrigento. Allora concentriamoci su questo. Come si svolgerà questo torneo? Allora, il torneo prevede nella giornata di oggi, giovedì, e domani e sabato un gran numero di partite. Scenderanno in campo domani i big, e volevo sottolineare la qualità di questo torneo con la presenza di Marcelo Capitani, Simone Cremona, che sono gli attuali numero 1 d'Italia. Poi abbiamo Marco Cassetta, abbiamo Emanuele Fanti, abbiamo Fernandez, che è uno che ha il 180 al mondo, se non ricordo male, e altri ragazzi spagnoli e argentini. Insomma, c'è un livello che dalle nostre parti lo potevamo vedere solo in video o su qualche canale televisivo importante. Quindi questo è sicuramente il vanto che oggi Agrigento e l'intera Sicilia porta avanti, perché comunque è veramente un padel che non avevamo mai visto dal vivo. Il torneo avrà nella giornata di venerdì, diciamo, come dicevo, l'ingresso di queste teste di serie, per poi sabato svilupparsi con i quarti di finale e le semifinali, e domenica mattina, secondo il calendario imposto dall'organizzazione, ci sarà la finale. Quindi, Alessandro, ma ci sono siciliani che potrebbero arrivare a un buon punto, visto che noi siamo orgogliosi di tutto il Made in Sicily, anche degli sportivi? Ti dico, la bellezza è che hanno risposto a questa tappa, a questo torneo, i migliori ragazzi siciliani. Palermo presenterà diverse coppie. Peppe poco fa diceva che siamo stati a Palermo a giocare e a vincere, ovviamente non con questi forti giocatori che verranno qui. E vabbè, Peppe, devo essere onesti, dobbiamo raccontare... Peppe, come si fa? È troppo sincero, presidente così integro, capito? Ho un ruolo più serioso. E comunque dico, verranno le migliori coppie palermitane, così come ottime coppie del catanese e del siracusano. Quindi ha risposto bene la Sicilia, perché ha capito l'importanza e la qualità di questo torneo. Volevo anche vedere qualche messaggio. Chiedo al nostro Nicolò Acquisto dalla regia se può mostrarci i saluti che ci arrivano un po' da tutte le parti, perché anche questo è il bello di Io Compro Siciliano Live. Per esempio John Blandi, il nostro fedele spettatore che ci segue da New York, e dà il buongiorno a tutti gli ospiti e agli amici di Io Compro Siciliano. Salutiamo Cristina Zicari che dice grande mister. Però non si sta allenando, se qui segue non si sta allenando nel frattempo. Giochiamo in coppia insieme quando facciamo il misto, sì. Siamo ancora imbattuti fino ad oggi. C'è Daniela Dragna che dice siete meravigliosi, mister Catalano, il mio compagno preferito. È il re dei misti. Vedi, l'aveva già dichiarato Maurizio Falzone, che dà l'incoraggiamento al Tennis Club Città dei Templi di Agrigento. Giusto per rinfrescare la memoria su quello che accadrà nel fine settimana, abbiamo lo spot ufficiale del torneo, lo guardiamo insieme. Prendi al volo l'occasione e vieni a vedere i migliori giocatori di padel italiani e siciliani che dal 16 al 20 giugno si sfideranno nel torneo internazionale di padel Cupra FIP Promotion Meridiano. Il torneo è organizzato dal Tennis Club Città dei Templi, via Parco del Mediterraneo 3, Agrigento. Agrigento, città internazionale del padel Cupra FIP Promotion Meridiano, dal 16 al 20 giugno. Ingresso libero.
Ingresso libero, questo è la frase finale, le due parole finali dalle quali vorrei ripartire. Siamo in un momento di riapertura, siamo in un momento in cui la gente ha voglia anche di vedere lo sport dal vivo. Come funzionerà? Allora, ovviamente avremo all'ingresso una postazione che comunque monitorerà il flusso delle persone. Fortunatamente l'impianto è molto grande, abbiamo realizzato diverse zone dove potrà stare il pubblico a seguire le partite, quindi diciamo che siamo nel rispetto di quelle che sono, diciamo, le attuali indicazioni in merito al flusso delle persone. Quindi basta arrivare lì direttamente? Esattamente, sì, perché non c'è biglietto, non c'è prevendita, Okay. quindi è abbastanza semplice, tutto sommato. È interessante, ma ora qui facciamo un passo indietro perché voi siete professionisti, si parla di cose importanti, ma immagino che fra chi verrà a vedere ci potranno essere, oltre agli appassionati, anche tanti curiosi che vorranno guardare per dire: ma mi butto o non mi butto anch'io a provare a fare questo padel? Lo consigliamo a chi questo sport e perché? Va consigliato a tutti, a tutti. Noi, tra l'altro, qui come club abbiamo sposato un progetto che poi coinvolge proprio il numero uno d'Italia, Marcello Capitani. È un progetto mirato alla formazione sia degli istruttori del club che alla promozione del padel a livello giovanile prevalentemente, non tralasciando anche a vecchiotti come Peppe, che hanno bisogno di puntellare quell'aspetto tecnico che oggi manca. Detto questo, ma qualche lezione proprio non la vuole prendere Peppe? Troppo orgoglioso del suo passato calcistico, pensa di essere onnipotente, la verità è questa. Vero, non ho mai preso lezione, tutto da solo ho fatto, veramente. E si vede, è il problema reale che si vede. Più di me, io consiglio a tutti, veramente a tutti di fare questo sport. Me lo consiglio a uno che non l'aveva mai fatto, quindi è uno sport bellissimo. Cioè, ma scusa, però io per capire una cosa, da quando hai smesso di giocare a calcio a quando hai iniziato a darti al padel, in mezzo c'erano stati altri sport? No, io ho fatto solo, ho una scuola calcio, quindi insegno calcio ai bambini. Però da quando ho smesso di giocare, dopo non ho più giocato a calcio, niente. Giocavo a tennis sempre con lui, mi chiamava ogni tanto per fare dei tornei, ma mai allenamenti, mai situazioni del genere. E poi grazie a lui ha portato questo padel, adesso ci divertiamo molto di più, giochiamo molto di più e abbiamo scoperto una cosa veramente nuova. È un consiglio che veramente ti faccio solo questa precisazione. Allora, noi abbiamo l'elenco delle persone che giocano qui al club e mensilmente, trimestralmente faccio io un bilancio di quelli che hanno frequentato, che hanno prenotato più ore durante il trimestre di riferimento. Al primo posto c'è sempre lui. Hai visto? Questo primato, perché come diceva poco fa anche Daniela nel messaggio, il mio compagno di padel preferito, se tu chiedi a mia sorella chi è il compagno tuo preferito? Peppe. Ma loro sono le mie compagne preferite, non tutte, ti sa riesce tutte. E quindi allora questo perché lo spirito diciamo quindi che il vero successo di Città dei Templi è Peppe Catalano, cioè perché alla fine sta venendo fuori questo. Perché l'ho fatto venire stamattina. È il presidente, è tutto il gruppo che si è creato qui e quindi questo è il vero successo, perché qui come sempre la squadra sì, vince, perché al tennis Club dei Templi veramente si allora, sta bene. Diciamo che il movimento che si è creato qui, a parte appunto la mia intuizione, poi il fatto che i soci hanno avuto questa opportunità di entrare dentro il campo da padel, è stata anche avvallata dalla grande attenzione e abnegazione che ha messo il maestro che abbiamo qui al club, che è Stefano Di Paola, il quale è cresciuto attraverso il club e adesso sta ultimando
un percorso di formazione proprio che lo farà diventare maestro di padel, maestro nazionale. Quindi diciamo che è tutto un insieme di cose, il movimento che andava da solo, la mia intuizione, la qualità degli insegnanti e la simpatia di Peppe ha messo in gioco una macchina perfetta. Lascio a te, Presidente, fare l'appello finale proprio per invitare anche il pubblico all'appuntamento di questo fine settimana. Allora, il mio messaggio è questo: credetemi, c'è da assistere ad un padel veramente di livello. Io ho avuto la fortuna di vedere un torneo a Catania di livello come questo, anche forse superiore, però oggettivamente Agrigento, che non ha mai avuto questa opportunità, ed è l'occasione per vedere veramente un bel padel e di appassionarsi ancora di più a questo sport. Noi ringraziamo ovviamente il presidente del Tennis Club Città dei Templi di Agrigento, Alessandro Platania, ringraziamo Giuseppe Catalano per la sua simpatia e per essere il numero 1 del torneo, che si sappia, lo dico io così, non ci possono essere dubbi. Ti dico solo una cosa, la finale era domenica mattina, io perderò domani perderò perché domenica non ci sarò per altri impegni, non la potrò fare, quindi perderò oggi perché non ci potrò essere domenica mattina. È stato un piacere stare con voi, è stato un piacere stare con voi. Grazie. E vi saluto ricordando a tutti che Io Compro Siciliano è media partner del torneo internazionale del padel Cupra FIP Tour e della FIP Promotion Meridiano di questo fine settimana, quindi ci teniamo tantissimo a ricordarlo e ad invitare tutti quanti a seguire, anche per chi non fosse ad Agrigento, a seguire attraverso i nostri canali il grande padel che vivrà in Sicilia. Grazie per essere stati con noi. Grazie a te, vi aspettiamo. Ciao. Vi aspettiamo qui. Ciao. Noi così terminiamo questo appuntamento di oggi con Io Compro Siciliano Live. Domani tornerà Cristina Ruffino. Buon fine settimana. Noi ci rivediamo fra qualche giorno, sempre qui, sempre a mezzogiorno.